Come sarà la giunta del secondo mandato da sindaco di Luigi Brugnaro? Dalla maggioranza non trapela neppure quanti saranno gli assessorati. Se dovessimo basarci sulla precedente mandatura, 8 più 5 consiglieri delegati. La suddivisione degli assessori dovrebbe essere 4 alla lista Brugnaro sindaco, 2 alla Lega, 1 a Fratelli d'Italia e 1 a Forza Italia. Nel caso di queste due ultime liste appaiono in pole position le riconferme degli uscenti Michele Zuin, che di Forza Italia è coordinatore regionale e ha iniziato un lavoro di risanamento delle casse di Cafarsetti come assessore al bilancio, e di Francesca Zaccariotto, assessore uscenti ai lavori pubblici e più votata di Fratelli d'Italia. Più complicata la vicenda in casa Lega. Andrea Tomaello è dato per scontato come vice sindaco. Per i 2 posti da assessore ci sono in lizza Silvana Tosi, la più votata, Sebastiano Costalonga, segretario regionale dell'UGL, ma entrato da poco nel partito, e Giovanni Giusto, delegato alla tutela delle tradizioni nell'ultima giunta. Ma un nome importante è anche quello del deputato Alex Bazzaro. Sui 4 nomi della lista Fucsia il quadro appare ancora più complesso. Gli uscenti sono Simone Venturini, Renato Boraso e Paola Mari innanzitutto, ma poi ci sono anche Massimiliano De Martini e Paolo Romor, oltre ai consiglieri delegati Alessandro Scarpamarta, protagonista di un autentico exploit di voti nell'Eustuario, Luca Battistello e la presidente uscente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano.